le nuove tendenze d'arredo e le soluzioni più innovative concepite dall'edilizia di qualità. In fiera a Padova è tornato l'appuntamento con Casa su misura, il salone dedicato al living interior che fino al 12 ottobre ospita i più prestigiosi marchi di design italiano. 2 numeri di Casa su misura quest'anno che sono molto importanti e dei quali siamo molto orgogliosi. È di fatto l'unico e il primo salone dell'arredamento e del mobile del Triveneto. Consideriamo oltre 500 espositori quest'anno, 30.000 metri quadri di esposizione, 100 appuntamenti nei 9 giorni della manifestazione. Quindi di fatto è un leader dell'area del Triveneto in questo settore. Anche quest'anno il padiglione Casa Clima promuove dibattiti e convegni su tematiche strategiche per lo sviluppo dell'edilizia, a partire dal risparmio energetico. Un tema che interessa sia le piccole e medie imprese che le microimprese del settore e che può godere delle opportunità offerte dalla nuova programmazione europea 2014-2020. Il cittadino e tutti quelli che hanno intenzione di ristrutturare casa o di fare casa nuova, pensi al clima, e quindi ecco questo segmento Casa Clima, pensi che le normative ci sono, pensi che poi avrà risparmi energetici incredibili e aiuta l'ambiente. Abbiamo dalla Svizzera a casa nostra degli esempi proprio virtuosi collegati al tema dell'energia e dell'efficienza energetica. Storie che hanno dell'incredibile, cioè un efficientamento energetico di un edificio dove si passa, mi sembra con 3.500 metri quadrati da riscaldare, da una spesa annua che va sull'ordine dei 90.000 euro e che passa quindi a poco più di 4.000 euro all'anno per il riscaldamento. Tra le novità di questa edizione 2014 anche un workshop dedicato ai più piccoli. Quest'anno grandissima interazione e sinergia con il territorio, quindi abbiamo sviluppato con Ascom una piccola gara che abbiamo chiamato Baby Chef e i nostri amici Ascom si sono poi adoperati per renderla anche molto visibile sul territorio, quindi bambini e ragazzini dagli 8 ai 12 anni faranno questa piccola competizione culinaria accompagnati da chef di Padova. Per gli amanti degli oggetti di design da non perdere la mostra Barrique, la terza via del legno, un progetto realizzato dalla comunità di San Patrignano, e l'esposizione di oggetti cult come la LC4 di Le Corbusier, la chaise longue per antonomasia.